Partita la nuova campagna di scavo dell'area residenziale a nord della collina dei Templi, finanziata e diretta dal Parco della Valle dei Templi. Sorprendenti ritrovamenti venuti alla luce. Da mercoledì al via le visite guidate al cantiere aperto. Sarà possibile ammirare l'area da vicino, osservare gli archeologi al lavoro durante gli scavi e conoscere l'affascinante storia che i reperti narrano. Ci troviamo all'interno dell'area di scavo posta a monte della Via Sacra. È un intervento scientifico che abbiamo fatto proprio negli ultimi anni e che ha dato da subito dei risultati importanti per come è composto l'area che è stata scavata, che ci dà una lettura immediata e importante di quello che era successo. Questo non fa altro che andare nella politica di approfondimento scientifico intorno agli edifici pubblici della Valle dei Templi, e devo dire che i risultati hanno messo in luce un'attività importante che dà l'esatta realizzazione di quello che si presentava in quest'area. Devo dire che questo cantiere è importante. Nei prossimi giorni, proprio a partire da mercoledì prossimo, sarà aperto alle visite, quindi i visitatori potranno dalla Via Sacra, in un percorso molto indicato, venire qua all'interno dello scavo e avere la possibilità con i nostri operatori, con la nostra archeologa, a poter avere contezza dello scavo e a vederlo proprio dal vivo. È un'attività che in questi decenni abbiamo sempre sostenuto e che ha dato un ulteriore tassello importante di approfondimento culturale verso i visitatori che vengono a vedere i nostri approfondimenti scientifici. Ci troviamo in un quartiere residenziale che abbiamo convenzionalmente chiamato come il quartiere a nord della Collina dei Templi. È un quartiere che abbiamo recuperato a seguito di indagini preventive che il parco ha realizzato per il posizionamento di un nuovo impianto idrico e che ci sta restituendo dei dati interessantissimi che riguardano la topografia di quest'area della città e anche la storia appunto del popolamento di questa parte della città. Il dato topografico che stiamo recuperando è quello relativo all'impianto urbano, per cui anche qui abbiamo recuperato l'impianto urbano che già è noto nel quartiere ellenistico romano ed è quello che sostanzialmente con alcune modifiche è stato proposto da Griffo e Schmidt alla metà del secolo scorso, ma che in questa parte ci ha dato delle novità che sono come dire relative al rapporto dell'impianto appunto coi corsi d'acqua che già in passato attraversavano la città e che hanno determinato in qualche modo delle scelte urbanistiche importanti. L'altro dato che riguarda appunto la conoscenza dell'impianto di questa parte della città è quello che stiamo cercando di recuperare verso sud, cercando appunto di ricostruire il passaggio dall'area residenziale all'area pubblica religiosa e di individuare appunto il percorso antico, la via sacra greca, quella costruita appunto nella Kragas greca, che permetteva appunto la comunicazione tra la città dei vivi e la città degli dei. All'interno dei singoli isolati abbiamo già individuato alcuni lotti edilizi all'interno dei quali stiamo scavando delle case che ci stanno dando dei risultati davvero straordinari. In particolare ci troviamo in questo momento nell'area della casa che abbiamo denominato Settima D, che ci sta restituendo un momento fondamentale che segna, possiamo dire, la storia della città di Akragas, che è il 406, ovvero il momento in cui la città viene distrutta dai cartaginesi. Abbiamo individuato una casa standard, una casa che risponde al modello della casa Pastas,
con un portico appunto rivolto verso sud, e questa casa documenta il momento della distruzione del 406 ad opera dei cartaginesi, quando quando appunto i cartaginesi entrano dal mare, arrivano in città e distruggono tutto quello che trovano, dopo appunto che la città era stata abbandonata dagli stessi acragantini. L'immagine che ci restituisce lo scavo è un'immagine davvero emozionante e molto coinvolgente, perché sotto i crolli dei tetti noi troviamo la vita interrotta, la vita quotidiana degli acragantini interrotta all'improvviso. Troviamo tutto il racconto di tutti gli aspetti della loro quotidianità, dalla cottura dei cibi alla conservazione dei cibi, ai luoghi in cui si fermavano per mangiare, agli oggetti legati alle piccole attività domestiche quali la tessitura. Abbiamo veramente un racconto che ci fa vivere dentro queste case, recuperando appunto in tutto questa città del 406 a.C., che come sappiamo dalle fonti antiche è stata abbandonata rapidamente e con angoscia dagli abitanti, costretti dai generali acragantini ad andare via come profughi e a salvarsi recandosi appunto a Gela.